Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show su social. Sono le 20:14, so che siamo un po' in ritardo rispetto agli orari, all'orario tradizionale ormai da anni di Effetto Sera 19:30, però non potevamo non commentare la pre-partita, cioè, si gioca domani. Atalanta-Cagliari, partita di campionato di calcio di Serie A, anche perché si gioca all'indomani, cioè tra un po' scende in campo Genoa e Torino, scusate, Genoa e Bologna, e quindi insomma il Cagliari scende in campo con una diretta concorrente perché il Genoa tale è che ha già giocato. Si gioca a Bergamo, partita sicuramente che insomma i bookmaker in cui danno i loro bici bergamaschi favoriti, ma è anche vero che il Cagliari a Bergamo ha sempre già disputato partite buone. Negli ultimi anni, ad esempio, la vittoria del Cagliari a Bergamo con una punizione di Barella, ci sono stati dei risultati assolutamente importanti. Insomma, e soprattutto l'Atalanta arriva da una partita, quale quella contro il Bruges in Champions League in settimana, che ha lasciato diversi strascichi, soprattutto da un punto di vista delle polemiche. Gasperini non le ha mandati a dire, ha perso 2-1, lo ricordo per chi non lo sapesse, contro il Bruges, che ha agevolato di un calcio di rigore personalmente letteralmente inventato, un fallo di Yen dentro l'area di rigore che l'arbitro ha decretato insomma, come falloso, ma semplicemente perché il difensore atalantino si stava liberando dal pressing dell'attaccante belga e soprattutto stava tenendo la posizione in difesa. Ecco, da questo poi il calcio di rigore concesso al 90° fa doppiamente male in Champions, che quindi ricordiamoci l'Atalanta scende in campo martedì per il ritorno con l'obiettivo assolutamente di vincere, quindi la speranza, l'auspicio del clan rossoblu, ma potremmo dire anche di tutti i tifosi, è che l'Atalanta scenda in campo con un pensiero, un piccolo pensiero dedicato al ritorno di Champions League e quindi un po' meno concentrati sulla partita col Cagliari. Detto questo, però, è evidente che se noi pensiamo dal punto di vista qualitativo e anche di composizione della rosa, è evidente, ma la classifica lo dice in maniera netta, i valori sono davvero, davvero troppo elevati, anche perché l'Atalanta ad oggi è a un tiro di schioppo, comunque a 5 punti dalla vetta occupata dal Napoli, quindi strizza l'occhio non solo alla posizione Champions, ma anche eventualmente alla zona scudetto. Detto questo, il Cagliari ha sicuramente dalla sua l'entusiasmo per la vittoria ritrovata, fondamentale nella corsa a salvezza, ovvero quella in casa contro il Parma. Può godersi il rientro di Luvumbo, che domenica non ha giocato, ma potrebbe essere della partita già contro l'Atalanta, però può fare affidamento su la sorpresa, l'effetto sorpresa, che è quello del rumeno Coman, che ha stupito di fatto l'Italia intera, ma potremmo dire l'Europa intera, con quell'Eurogol che ha regalato il 2-0 del Cagliari contro il Parma proprio domenica alla Unipol Donus. Si gioca domani alle ore 15 e chissà che Davide Nicola non stia tenendo in serbo qualche sorpresa per quanto riguarda qualche cambio, perché è ovvio che destra Zortea e sinistra Felici comunque hanno bisogno ogni tanto di rifiatare, considerando che fino adesso hanno sempre tirato la carretta e Felici nelle ultime settimane, complice anche l'infortunio di Luvumbo, ha sempre giocato titolare. Credo che non si discosterà molto dalla formazione che ha vinto contro il Parma, ma è altrettanto auspicabile un ricambio, anche perché il Cagliari che gioca a Bergamo rispetto alla squadra che ha giocato contro il Parma dovrà cambiare atteggiamento. L'Atalanta ovviamente è una squadra che fa girare molto pallone, è una squadra che punta sempre da quinto a quinto, cioè da un esterno all'altro, e quindi credo, ma la mia idea, che Davide Nicola possa giocare con una difesa a 5 e quindi non con una difesa a 4, proprio per il discorso che dicevamo, di solito Gasperini gioca con una difesa a 3 con i due esterni molto molto alti che si inseriscono addirittura dalle parti degli attaccanti. Attaccanti che l'Atalanta ne ha 3, sicuramente giocherà con un tridente, con alcune punti interrogativi, ad esempio Lukman che dovrebbe essere recuperato, ma non è detto che giochi, anche perché, ripeto, come dicevo in apertura, l'Atalanta deve giocare martedì il ritorno contro il Bruges, probabilmente per evitare ulteriori complicazioni, ad esempio una su tutte Scamacca
è rientrato 2 settimane fa, si è di nuovo fatto male, di fatto ha finito la stagione. Quindi per evitare ulteriori danni, Zaniolo è stato venduto alla Fiorentina e quindi nei fatti l'Atalanta davanti è davvero contata, quindi non credo che Gasperini possa rischiare. Probabilmente magari potrebbe giocare con Pasalic, non più trequartista, ma esterno, quindi o al posto di De Ketelare o esterno a sinistra, appunto al posto di Lookman. Vedremo. Una cosa è certa, l'Atalanta scenderà in campo comunque per cercare i 3 punti, primo perché lo vuole la classifica, secondo lo vuole la piazza, terzo lo vuole anche la sete di rivincita in qualche modo, di vendetta nei confronti delle storture arbitrali che i bergamaschi hanno ottenuto nostro malgrado, anche perché insomma rappresenta l'Italia in Europa, dicevo in Champions League, contro un arbitraggio assolutamente rivedibile e quantomeno discutibile. Però il Cagliari, ripeto, arriva da una vittoria importante e credo che Davide Nicola non voglia discostarsi molto. Secondo me i 2 fondamentali passaggi potrebbero essere gli esterni oppure il cambio di modulo che da questo punto di vista potrebbe sicuramente rivedere a questo punto anche gli interpreti, ad esempio con un trequartista più mobile come Gaetano rispetto a Viola, che non stupirebbe vista anche la caratura dell'avversario che corre comunque molto. A centrocampo, con tutta probabilità, verranno confermati Macumbu e Adopo, occhio alle ammonizioni, occhio alle diffide soprattutto, e occhio ai calci di punizione, perché Cagliari è calci d'angolo, perché il Cagliari purtroppo è una squadra troppo vulnerabile in difesa, anche contro il Parma ennesimo gol subito, e subisce molto spesso da amnesie difensive dovute a calci da fermo. Ecco, credo che da questo punto di vista, nonostante Mina, nonostante Luperto, comunque sono 2 ottimi giocatori, stanno disputando un buon campionato, il Cagliari continua a prendere gol, anche in modo assurdo, in modo abbastanza banale, ma un bel 85% di questi arrivano da palla inattiva. Ecco, questo penso che sia il correttivo sul quale Davide Nicola continuerà a lavorare. Ripeto ancora una volta, si gioca domani ore 15 per quanto riguarda effetto sera, quindi ci vediamo domani all'intervallo tra il primo e il secondo tempo, quindi intorno alle 15:45 per commentare assieme a voi appunto l'intervallo di Atalanta-Cagliari. Bene, grazie a tutti, ci vediamo domani. Ciao.